Da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento del giovedì dedicato alla conversazione e anche agli interventi in diretta da parte di chi ci segue con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord e in corsa anche per la presidenza della giunta regionale della Toscana. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, sulla Tunisia il ministro degli esteri Gentiloni dice 2 italiani morti e 2 dispersi. È incerto peraltro il bilancio della carneficina di probabile stampo jihadista, scrive l'agenzia ANSA al museo di Tunisi. Delle 4 possibili vittime italiane comunicate dalle autorità tunisine, 2 non sono vittime ma feriti. Ci sono però 2 dispersi, ha detto il ministro Gentiloni. Se i dispersi dovessero risultare morti, il bilancio delle vittime italiane sarebbe dunque di 4. Oggi in Italia tutti i livelli di allerta di mobilitazione delle forze di sicurezza sono al massimo e concentrati sulla minaccia terroristica, ha detto il ministro degli esteri Gentiloni, che ha precisato che tecnicamente siamo in una fase di pre-massima allerta perché intelligence non ha minacce specifiche. Il ministro esorta da una parte a non cedere ad alcun allarmismo, ma dall'altra sottolinea che è chiaro che tutti i meccanismi di allerta in Italia sono al massimo. Dobbiamo proteggere i nostri confini, che parolaccia, i nostri concittadini e alzare i livelli di sicurezza sui possibili bersagli del terrorismo. Tutte cose, ha detto Gentiloni, che il Ministero dell'Interno sta facendo. I nostri servizi di intelligence sono attivi, abbiamo rafforzato la presenza navale nel Mediterraneo e finora non esistono elementi di connessione tra fenomeno migratorio e terrorismo, ma nessuno può in teoria escluderlo, dice Gentiloni. Intanto la Costa Crociere conferma che la nave fascinosa ha lasciato il porto di Tunisi all'1:55 di stanotte. Al momento della partenza il comandante ha informato che il numero dei passeggeri che non hanno fatto ritorno alla nave è sceso a 13, 12 persone della Costa Care Team e 2 dirigenti della sede centrale. Viene detto sono già operativi a Tunisi per rimanere in contatto con le autorità locali per assicurare l'assistenza necessaria. Altre 3 persone del Costa Care Team arriveranno a Tunisi oggi. Sempre poi dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, primo piano mica tanto perché la notizia è scivolata un po' via e se ne sa poco, ma in Svezia c'è stata una sparatoria in un ristorante ieri sera, morti e feriti, probabilmente usata un'arma automatica, colpi d'arma da fuoco sparati contro diverse persone in un ristorante a Göteborg in Svezia. Ci sono dei morti. La notizia della sparatoria è stata data dalla polizia svedese. In un comunicato si precisa che è stata probabilmente usata un'arma automatica. La polizia non è in possesso di informazioni su persone sospettate. Sono in corso le indagini. Göteborg è la seconda città della Svezia, situata nel sud-ovest del paese, e questo è tutto ciò che l'ANSA è in grado di dire ancora in questo momento, mentre la Banca Centrale Europea dice che all'Italia servono ulteriori riforme per la crescita, lavoro e liberalizzazioni insieme spingerebbero il PIL oltre il 10%. E ne parleremo magari dopo, tra poco con Claudio Borghi Aquilini. Intanto un'altra notizia tipicamente italica e ciclica: la polizia sta eseguendo un maxi sequestro di beni nelle province di Napoli, Caserta ma anche Alessandria a un imprenditore ritenuto elemento di spicco del clan dei Casalesi. L'operazione è coordinata dall'antimafia di Napoli. Valore del patrimonio sequestrato: immobili, terreni e rapporti bancari di oltre 10 milioni. E intanto dovremmo essere in collegamento appunto con Claudio Borghi Aquilini, come detto poco fa. Buongiorno Claudio innanzitutto. Buongiorno a voi. Attivo su più fronti come al solito, principalmente adesso credo sul fronte elettorale in Toscana, dove stai correndo per la presidenza della giunta regionale della Toscana. Allora, aggiornaci subito sulla situazione della campagna elettorale. Tra l'altro mi sembra che lunedì con Salvini ci sarà, con Matteo Salvini, la presentazione ufficiale della corsa elettorale, giusto? Sì, la febbre sta salendo, nonostante i compagni stanno spostando sempre più in là la data delle elezioni. Fra un po' faranno la riforma, insieme con le riforme faranno anche la riforma del calendario per cercare di votare più in là possibile. L'ultima era il 31 maggio, sì. Ma adesso forse stanno dicendo che magari è il 6 giugno. Così, giusto per... C'era stato un decreto peraltro del Consiglio dei Ministri, no, per fissare il 31 maggio. Esatto, però adesso sembra che stanno persino ripensando, quindi una roba proprio fuori dal mondo. Ridecretano il decreto.
guarda, non lo so, io poi devo vederle le cose, però fatto sta che se anche fosse il 31 maggio è fantastico, cioè in teoria si doveva votare il 10 maggio, immaginate un po'. E niente, si spinge sempre più avanti perché così stanno facendo tutta una serie di pretattiche dettate dalla paura, che avrà come risultato poi dopo, secondo me, di rimpazzargli nel naso, dico nel naso perché sono un signore, ma va bene, cioè noi ne facciamo il nostro. La cosa che si percepisce qui in Toscana è che per la prima volta la gente comincia a aver aperto gli occhi su quello che era il sistema di potere del PD, perché prima lo sapevano tutti che c'era il sistema di potere del PD, ma forse faceva comodo, o quantomeno qualcuno legittimamente sperava di partecipare alla spartizione. Invece adesso, man mano che passa il tempo, si sono resi conto che il grosso è stato mangiato da 3 o 4 e che per tutti è rimasto solo il conto da pagare. Quindi qui in Toscana la gente è molto, molto, molto arrabbiata. Ecco, ma questa percezione tu ce l'hai chiara, sensibile? Sì, ce l'ho chiarissimo, sensibile. Poi parlando, diciamo, ieri per esempio è stata giornata dedicata per me all'incontro con diverse categorie, no? Quindi diciamo, parlando con una categoria o con un rappresentante di una categoria hai un'immagine più allargata, no? Rispetto a quello che è semplicemente parlare col singolo. Per esempio ho parlato con la Coldiretti, ho parlato con i rappresentanti dei tassisti, ho parlato con i rappresentanti degli allevatori, ho parlato con gli artigiani, tutti cazzati, facendo la somma, tutti spaventati. Questo però, Claudio, perdonami, metto un contraddittorio nel tuo discorso. Questo è tipico però dei periodi preelettorali sempre. Ma tu avverti qualcosa di diverso rispetto al solito? Sì, perché fino adesso non c'è stata alternativa. Cioè, quello che ti dicono non è siamo incacchiati mentre prima eravamo felici. No, cioè ti dicono siamo incacchiati e siamo contenti che ci sia un'alternativa. Perché normalmente dicevano qua in Toscana, dove qualsiasi cosa votavi, in una maniera o nell'altra, alla fine poi dopo ti ritrovavi il PD, perché purtroppo, lo spiega molto bene oggi Matteo Salvini sul Corriere della Sera, quando gli dicono ma allora cosa fate per le alleanze, cose di questo tipo. Giustamente lui dice: a me non interessa fare il Monopoli con Forza Italia, cioè ti do un piccolo corto e tu mi dai Viale Vesuvio e cose di questo tipo. Dice mi interessa vedere di fare quello che può essere la cosa migliore per vincere. E dice: in Toscana, per esempio, in passato Forza Italia non ha fatto opposizione, ha fatto cogestione. Grazie purtroppo a Bertini, che secondo me ha fatto molto molto male a quel partito. Ha fatto sì cogestione, ha fatto collusione insieme con Renzi e si faceva finta di fare opposizione e in cambio si otteneva qualcosa, si ottenevano, diciamo, un po' di posti, qualche consiglio di amministrazione, si otteneva qualche favore di qui, qualche favore di là e tutti contenti. Ecco, Claudio, loro non sono... No, prego, scusami, è stato interrotto. No, figurati, è il fatto che questi del PD qua in Toscana non sono abituati a essere contrastati. Io me ne rendo conto dai dibattiti televisivi, insomma, ieri ero una televisione locale, insomma, sto facendo vari dibattiti televisivi nelle televisioni locali, no? E trovare i consiglieri regionali, i responsabili locali, insomma, del partito, che si trovano attaccati sui fatti, si vede chiaramente che non sono abituati, che vanno in tilt. Tanto per dire, qualche giorno fa in una televisione locale avevo il responsabile organizzativo del PD qui in Toscana, e allora mentre gli raccontavo, gli dicevo: ma come fate voi, con che faccia voi vi ripresentate dopo 5 anni, dopo che in questi 5 anni sono venuti fuori
tutti degli scandali super stramiliardari, no? Sempre, dove sempre c'entravate voi. Come? Quali? E ci faccio, non so, per esempio, l'asilo di Massa, ne avevamo accennato un'altra volta, 450 milioni di buco con Rolex Raffica, perché tutti si scandalizzano per i Rolex del figlio di Lupi, e qui invece i Rolex volavano come se piovevano, come se piovessero, e tutto tranquillo. Ma lì c'è un singolo problema, verranno accertati i responsabili. Faccio, ma il servizio era miglior servizio, ma facendo i buchi. Quali buchi? Non so, Monte dei Paschi, e poi ne parleremo perché ci sono degli sviluppi. Sì. Monte dei Paschi. Ma cosa c'entra il PD col Monte Paschi? Io lo guardavo come, non so, come la mucca che guarda il treno, gli faccio, come cosa c'entra il PD col Monte dei Paschi? Il PD non c'entra nulla col Monte dei Paschi. E faccio, come chi l'ha nominato? Mussari, vari direttori. Lo sanno tutti. No, non certo il PD, capite? Negano l'evidenza. Era la Merkel che nominava il vertice del Monte Paschi. Sì, sicuramente era, no, ma credo fosse la Lega, secondo me. Secondo me era Belsito, guarda, non so, ci ho pensato bene e credo che fosse Belsito che nominava il vertice del Monte Paschi. Invece ieri sera uno ancora più spettacolare, no? Perché poi quando sono così alle strette diventano arroganti, sgradevoli, come se già non lo fossero normalmente. Io lì che gli contestavo la nuova legge sulle case popolari e gli dicevo, ma guardate, la legge sulle case popolari dovrebbe avere un articolo solo, che le prime, che le case popolari devono andare prima ai toscani e poi dopo, se ne avanza, possono andare agli stranieri, no? Ma questi possono essere anche residenti qui, sono persone che sono in regola. Faccio, ma scusate, ma se date le case ai Rom, che regola può essere? Vabbè, noi anche quando diamo le case ai Rom, prima ci diamo il CUD. Il CUD? Io lo guardo e gli dico, ma che cosa stai dicendo? Il CUD del Rom? E lui, ma certo, scusami, chi glielo rilascia? Cioè quello che gli fa l'accattonaggio, no? Poi gli rilascia il CUD per dire, quest'anno ti ho dato in elemosina 20 euro. Magari sono matti, il CUD del Rom, ma non so, dicono delle cose che sono talmente grandi che evidentemente la tattica è quella, dire cose anche inverosimili in modo tale che a casa pensano che loro fanno delle cose sensate. Che i Rom girano col CUD, effettivamente. Poi certo. di questo periodo ce l'hanno in mano tutti perché ci si appresta alla dichiarazione dei redditi, quindi giustamente... Ma notoriamente si passa fuori dal campo Rom e si raccolgono esatto. i CUD per le tasse dei Rom. Da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, illegittimi 2 su 3, è una delle altre notiziole di settimana. Comunque, a proposito di due cose, Claudio. La prima, visto che siamo partiti dalla campagna elettorale, abbiamo letto in sti giorni che Berlusconi dice, ma insomma, se la Lega ritira Borghi Aquilini dalla Toscana, magari anche dalla Liguria, il candidato Rixi, possiamo metterci d'accordo sul Veneto e via dicendo. Grado di realtà di queste ipotesi? Zero. Cioè, nel senso, lo so anch'io che hanno riempito i giornali di queste cose, però giustamente, come diceva appunto, non so perché poi dopo mi sono lasciato trainare, ma come dice oggi Matteo Salvini sul Corriere, dice si può anche discutere di coalizione, ma l'importante è vincere con determinate caratteristiche, con determinati programmi. Vincere per vincere con la mucchiata non serve assolutamente a nessuno, e perché poi tanto alla fine si perde. E anche per associarsi non si possono fare gli scambi così, tanto per dire allora io ti do la Liguria, tu mi dai la Toscana, ti do la Campania. Bisogna vedere cosa sono i candidati, cosa sono i programmi. Giustamente dice in Toscana voi avete sempre fatto un'opposizione collusa, come faccio io ad appoggiarti? No? Non posso. Oltretutto ti converrebbe a te appoggiare noi, perché innanzitutto abbiamo il candidato migliore, e oltretutto è uno anche che più o meno conosci, perché cioè, meno male, io
sono oltretutto delle caratteristiche precise che uno dovrebbe rispettare. Vale a dire, bisogna capire se le somme di partiti poi dopo danno origine a un risultato più alto o a un risultato più basso. Per esempio, qui in Toscana tutti mi dicono, anche se loro ti dicono di appoggiarti, non prendere l'appoggio di Forza Italia. E ci sono dei motivi, secondo me, sia appunto di immagine, cioè vale a dire avete fatto male, non spiace, pagate tutti, state fermi in giro, e anche tutto sommato elettorali, perché qui c'è il doppio turno qui in Toscana. In Toscana è un po' un laboratorio. Il sistema elettorale è molto simile a quello nuovo che nazionale. L'Italicum. L'Italicum, esatto. E quindi cosa succede? Succede che è un doppio turno dove con delle soglie di sbarramento piuttosto alte, vale a dire il singolo partito, il partito diciamo singolo, non in coalizione, ha come soglia di sbarramento il 5%. Comunque è un doppio turno e quindi significa molto banalmente che se c'è un partito sulla carta più forte degli altri come il PD e poi ci sono altri partiti, unirsi al primo turno non porta nessun vantaggio. In teoria dovresti portare quanta più gente possibile a votare per evitare che il PD vinca il primo turno. Poi dopo, al secondo turno poi dopo si vede. Al secondo arriva se non si supera il 40% al primo, no? Sì, i primi due. Al secondo turno i primi due partiti vincono. Ma capite che i primi due partiti arrivano al ballottaggio, quindi sì. Sarà PD e noi, per esempio. A quel punto poi dopo, per carità, facciamo tutti gli accordi che vogliamo, perché se c'è lì possibilità concreta di vincere, se la si vede. Ma anche poi senza farne la verità di accordi, poi dopo penso che gli elettori che non vogliono il PD automaticamente prendono e vanno a convergere sull'altro. Ecco Claudio, l'altra cosa invece era relativa al Monte dei Paschi. Tu hai accennato prima al fatto che ci sono delle novità. Quali? Allora, mi è arrivata proprio adesso tutta una serie di materiali qua da Siena che fanno emergere degli aspetti abbastanza inquietanti. Vale a dire, ruotano intorno a Bini Smaghi. Allora, voi Bini Smaghi forse ve lo ricorderete, no? È un personaggio che Banca Centrale Europea. Esatto, che stava alla BCE prima che ci arrivasse. Era rappresentante italiano in Banca Centrale Europea prima che ci arrivasse Draghi. Ovviamente fiorentino e ovviamente non sconosciuto a Renzi e compagnia bella, presidente della Fondazione Palazzo Strozzi, insomma, uno possiamo tranquillamente definirlo renziano, ecco, mettiamola così. Ecco, questo signore sta al momento è in Soggen, Société Générale, grande banca francese, no? in posizione di alta dirigenza, e il fratello Bernardo Bini Smaghi è appena stato messo al fondo della Cassa Depositi e Prestiti, alla F2I. Sì, quello che era di Gamberale. Esatto, quello di Gamberale, quello che i nostri ascoltatori di Milano sicuramente si ricordano per le vicende legate all'acquisto degli aeroporti, della SEA, sì, agli aeroporti di Milano. Quindi abbiamo Claudio, da una parte uno in una... Ti fermo per la pubblicità, perché tassativamente dobbiamo rispettare gli orari e poi ripartiamo esattamente da qui, dal fratello Bini Smaghi alla Cassa Depositi e Prestiti al fondo F2I.
Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini. Stavamo parlando, anzi stavi raccontandoci le ultime su Monte Paschi Siena e sui fratelli Binismaghi, uno dei quali, Lorenzo, l'ex consigliere di amministrazione della Banca Centrale Europea, è stato dato come in arrivo alla presidenza proprio del Monte dei Paschi. Lui ha negato, ma ce la racconti tu, Claudio? Sì, lui ha negato, ma sembra che avete presente che i soldi che gli italiani hanno parte dei soldi che gli italiani hanno messo nel Monte dei Paschi per colmare uno dei tanti buchi che sono venuti fuori, verrà convertito in azioni. Sì. Dice, si fa l'aumento di capitale e purtroppo i monti bond, no, venivano chiamati, quindi quei soldi messi per curare il buco del Monte Paschi vengono convertiti in azioni perché il Monte Paschi non li ha da restituire, no? E allora a quel punto lo Stato diventerebbe azionista. Ecco, sembrerebbe che si stia prospettando questa bellissima soluzione dove lo Stato cede le sue azioni in sede di aumento di capitale a Société Générale, guarda caso la banca proprio francese, presieduta da Binismaghi, fratellone. Dopodiché, quindi in questo caso, in sede di aumento di capitale, Société Générale si troverebbe a avere una quota di maggioranza relativa poi dopo del Monte Paschi stesso. A queste aggiungiamo una quota che è dentro in F2I. A quel punto Société Générale e via Fratelli Binismaghi si troverebbe, la coppiata Binismaghi si troverebbe ad avere la maggioranza del Monte dei Paschi. E a quel punto poi dopo è ovvio che arriverebbe Binismaghi alla presidenza, che rifacciamo il controllo fiorentino dopo quello senese, ma sempre PD e se prima era PD apparato, adesso diventa Renzi relazione, RR. Quindi diciamo... Capite bene che qui a questo punto è fantastico perché non si paga mai pegno. Cioè questi fanno il buco più grande della storia, con dentro la tangente più grande della storia, perché di questo si parla, no? Quando si nomina Monte Paschi. Non si riesce a capire, guarda caso, no? A chi vanno queste tangenti, perché questa è un'altra costante. Quando c'è un buco milionario, così, organizzato in casa PD, si trova sempre 2 o 3 prestanome o 2 o 3 capi espiatori, non so che cosa, che vanno in processo e poi vengono condannati per qualche sciocchezza, tipo, non so, 2 anni, 3 anni. Mussari, il Mussari di turno, diciamo. Il Mussari di turno, piuttosto che quello dell'Asla di Massa, ne hanno trovato uno, no? I quali non hanno mai ovviamente in tasca il totale ammontare. Pensiamo lì appunto all'Asla di Massa, fanno un buco di 450 milioni, ne trovano uno, l'hanno condannato, ma questo non c'aveva un bottone. E perché a chi sono andati i 450 milioni del buco, no? E stessa roba a Monte Paschi, qui partono i bonifici miliardari, ne prendono uno che era la testa di legno, no? E poi dopo tutto a posto, la giustizia ha fatto il suo corso, noi siamo lì. E poi dopo non si paga mai pegno, cioè prendono colpa del prestanome e poi dopo chi si è realmente beccato i soldi, dove sono andati i soldi non si sa, e si ritorna come prima. Quindi si ritorna a controllare come prima, si ritorna a dettar legge come prima. È un sistema veramente che lascia bocca aperta dalla sfrontatezza, dalla sfacciataggine. Cioè, fosse la Lega, ma anche uno qualsiasi di centrodestra, aver fatto 1/1000 di queste cose, ma avrebbero fatto roba in piazza. Invece va bene così, insomma. Adesso, allora, giustamente hai anticipato che lunedì Salvini sarà qua a Firenze per il lancio definitivo in grande stile della campagna elettorale, ma venerdì poi dopo andiamo ad Arezzo, se possibile andiamo a fare un piccolo presidio davanti alla Banca dell'Etruria.
Ecco, lì è un'altra. Cioè... No, ecco, spiegaci un pochino, ne abbiamo già parlato in occasioni precedenti, però io adesso vorrei capire esattamente qual è il punto, diciamo, chiave intorno al quale ruota la vicenda della Banca dell'Etruria. E un'altra cosa vorrei capire, fino a che punto il famoso finanziere, amico di Renzi, finanziatore di Renzi con base a Londra, eccetera, Davide Serra, entra nella partita della riforma delle banche popolari, perché è passata comunque la notizia base che, insomma, questo qui non c'entra nulla con la speculazione sui titoli delle banche popolari, perché perfino la Consob, diciamo, per quanto può valere, ha detto sì, è vero, ci sono stati dei movimenti prima della riforma, che è datata 20 di dicembre, no? Il 20 di dicembre il Consiglio dei Ministri fa un decreto, quindi prende un provvedimento di urgenza, di straordinaria necessità. E molti hanno detto, ma quale urgenza e quale straordinaria necessità c'è? Molti, qualcuno ha detto che urgenza c'era di fare un decreto per modificare la natura delle popolari più capitalizzate, quelle da 8 miliardi in su. Benissimo, però si fa sto decreto. Chi sapeva prima, magari qualche amico del governo, mettiamola così, del decreto in arrivo, poteva aver comprato prima e rivenduto dopo per farci una speculazione sopra sui titoli delle popolari, che in effetti sono cresciuti notevolissimamente. E quello che è cresciuto di più è proprio la Banca Popolare dell'Etruria di Arezzo, no? Allora, ti volevo chiedere in sintesi, scusa la premessa, ma ho cercato di farla a beneficio di chi ci ascolta. Qual è il sugo della storia del finanziere Davide Serra che specula o non specula sui titoli delle popolari? E qual è il succo della storia della Banca Popolare dell'Etruria, che ha un coinvolgimento della famiglia della ministra Boschi? Il succo della storia di Davide Serra sarebbe lungo ed abbondante e non si limita alle popolari, perché ricordiamo che il signor Davide Serra era anche uno che sempre col suo fondo era al ribasso, quindi speculava al ribasso, guadagnava quanto più le azioni scendevano del Monte dei Paschi. Ora, è un po', per carità, magari è lungimirante. Io quando lavoravo ancora in borsa lo conoscevo, non è che sembrava poi sto Nostradamus, no? Però magari è diventato di colpo lungimirante e stranamente, essendo finanziatore, essendo intimo, diciamo così, di Renzi, improvvisamente fa prima le notizie su Montepaschi che scende, fa prima le notizie sulla Popolari che salva. Magari è un caso. È un po' da ridere. Lui ha detto però che sulle popolari ha solo venduto perdendoci, non mi ricordo quale banca, forse Ubi, non lo so. Insomma, lui non ha fatto niente sulle popolari, non ha né comprato né venduto, per cui non può essere accusato di niente. E certo, lui ha venduto le popolari dopo, perdendoci perché a suo dire su qualche posizione delle popolari le aveva comprate magari quando i prezzi erano più alti, ma prima, no? E lì, come dire, se tu, anche se la notizia prima, ma poi dopo non trovi la tempistica giusta per comprare, poi dopo magari in valore assoluto ci perdi, però è come dire che, non lo so, io oggi ho comprato le azioni a 10 perché mi hanno passato la soffiata, però magari le ho comprate troppo presto. Faccio un esempio proprio totalmente teorico, perché ovviamente non è il mio mestiere e insomma, di casi come questi ne ho visti milioni. Allora, ho un'idea, un'informazione o quello che è, no? Allora a quel punto cosa faccio? Compro un'azione a 10, però magari nonostante l'informazione è troppo presto, ho comprato troppo presto perché la borsa sta scendendo per altri motivi, e il titolo va, non so, a 9, poi a 8. Ecco, a quel punto lì, però, magari un altro vende perché dice, caspita, ho sbagliato e ci sto perdendo. Tu però hai l'informazione e invece aspetti, i titoli da 8, dove in quel momento tu stavi perdendo dei soldi, tornano a 10, o anche vanno a 9,9, no? Qualcosa del genere, tu alla fine vendi, e alla fine però il tuo guadagno derivante dal fatto di sapere l'informazione è il fatto dai prezzi minimi, insomma, da quelli dove tu magari avresti venduto, ai prezzi dopo la salita, no? Che hai perso di meno, diciamo, degli altri. Hai perso di meno, anche perdere di meno ovviamente è una forma di guadagno, no? Certo. Per cui io ripeto, non sono la Consob, non ho visto le operazioni e così via. Mi auguro che
queste cose vengono fuori. Non è che abbia questa gran fiducissima io in tutto ciò, perché ripeto, in questo clima da Nazareno, dove non è possibile dare fastidio a Renzi e così via, avere lì un uomo che tutto sommato è un uomo di Berlusconi, come può essere Vegas alla Consob, mi lascia meno tranquillo rispetto a se ci fossi io, se ci fosse un uomo della Lega, ecco. Perché a quel punto, se ci fosse uno dei nostri, avrei la possibilità di essere certo che le cose vengono verificate. Purtroppo questa certezza non c'è, ed è una delle cose che fanno male del fatto del Nazareno. Mentre invece sull'Etruria qual è la questione? Tu dicevi prima, adesso venerdì siamo ad Arezzo e ci facciamo un giro davanti alla Banca Popolare dell'Etruria. Lì cosa è successo in sintesi, Claudio? Lì, l'Etruria, ricordiamo, la banca dove comandava il papà della Boschi, la ministra. Sempre per capire più o meno come girano le cose. Allora, qui in Toscana c'è una specie di ragnatela assurda, no? di potere. La Banca Etruria in buona sostanza regalava soldi, vale a dire, agli amici venivano andati, uno arrivava lì e chiedeva denaro, credito, anche se il credito evidentemente non c'era, non era realistico, gli venivano dati i soldi. Se uno volesse scavare, ci sono di quelle storie che anche quelli a cui piacciono semplicemente le cose strane per i giornali, ce ne sono di tutti i colori. Ve ne racconto una su tanti. A un certo punto l'Etruria diventa capofila di un prestito per costruire una nave, un mega yacht, qualcosa del genere, ai cantieri di Civitavecchia. Vengono prestati soldi a questo gruppo di faccendieri che anche, secondo me, mio figlio che ha 11 anni capiva che li stavano pigliando per il culo, perché società di shipping internazionale di cui non si vede nessuna nave internazionale, che vantava di avere come azionisti, come rappresentanti Perez de Cuellar, l'ex, quello dell'ONU. Sua Maestà Stavros di Grecia, no? Questo tipo. Le robe, e poi guarda caso invece, no, quello che doveva invece fare tutto era tale Mario Lavia, no? molto meno chic rispetto a Perez de Cuellar, questo tipo faccendiere che era in mezzo in affari, vabbè, gli prestano i soldi per questa nave, ma 120 milioni. Una roba di quel tipo. La nave ovviamente non è mai esistita, non è mai stata varata né niente, e tu poi ti ritrovi il buco. Cioè, la Banca Etruria prestava soldi in giro da tutte le parti per qualsiasi tipo di affare sballato. Anche lì, esattamente come il Montepaschi prima dell'Anton Veneta, le cose finché andavano venivano tappate. Poi dopo c'è stato un fattore, secondo me, scatenante del buco della Banca Etruria, che è stato il calo del prezzo dell'oro. Arezzo è un enorme distretto orafo, lì si lavora veramente un'alta percentuale dell'oro italiano, e quindi la Banca Popolare dell'Etruria aveva molto esposta alle questioni legate all'oro. Il prezzo dell'oro è sceso molto, e questo, assommato ai prestiti allegri che faceva a destra e manca, ha fatto esplodere poi dopo i crediti inesigibili. In buona sostanza arrivano a scadenza man mano i crediti che la Popolare Etruria ha fatto allegramente in giro per la Toscana, e non solo la Toscana, ad amici, fratelli e compagni. Questi crediti non vengono più restituiti e comincia a crearsi il buco che diventa sempre più enorme, e ancora non sappiamo quant'è. Allo stato attuale c'è il commissariamento da parte di Banca d'Italia, quindi significa che tutto il consiglio di amministrazione, padre della Boschi incluso, è messo in congelatore perché Banca d'Italia deve cercare di capire qua cosa è successo. L'elenco, secondo me, anche soltanto guardare l'elenco dei finanziati, si avrebbe qualsiasi PM
avrebbe un'idea precisa di qual è il sistema di potere della Toscana, e che si badi bene, si ramifica in tutto, perché per esempio la gestione dei rifiuti la stavo studiando ieri, no? Poi mi dicono non dirle queste cose perché poi dopo alla fine che ti ammazzano, cose di questo tipo. Vabbè, cominciamo a dirle, poi dopo qualcosa succede. Allora, la gestione dei rifiuti qui in Toscana, c'è una serie di matriosche, no? Scatole. Di società che sono dentro una, che controlla quell'altra, che controlla quell'altra, che controlla quell'altra. Arrivando al vertice di questa incredibile catena di matriosche c'era una cooperativa che era presieduta da quello dell'Etruria, Ale Rosi, che era il presidente della Banca Etruria, che adesso l'hanno spostato. Interessante. Per far posto a un suo sodale, no? Quindi capite bene che se appena uno volesse andare a indagare, ma ce ne sono di tantissime. E lo sfacciataggine finale, e qui rientra in campo Serra, che cos'è? Che questi crediti deteriorati, quindi alla fine ci sono dei crediti che sono da una parte quelli dati agli amici, e da una parte ci sono quelli di un territorio che è andato in ginocchio. Perché Arezzo è una specie di Veneto, è una specie di Lombardia, cioè nel senso è una provincia operosissima con tantissime piccole e medie industrie molto attive. È proprio un'area industriale, insomma, che potrebbe appunto assomigliare a certe province del Veneto e della Lombardia. In una situazione del genere, con il contesto che crolla, con la banca che è commissariata e quindi non presta più nulla, il risultato è che moltissimi sono in difficoltà. Quindi la somma dei crediti non esigibili o quantomeno in difficoltà da parte dell'Etruria assomma quelli dati agli amici e quelli dati a gente che è andata in ginocchio o per colpa di questa situazione. Ecco, adesso cosa vogliono fare? Vorrebbero vendere questi crediti sul mercato, e guarda caso chi è che li vuole comprare? Serra, che così si troverebbe lui con il suo fondo ad essere creditore di chi ha prestato, di chi ha ricevuto i soldi dall'Etruria. E capite bene che a quel punto lui potrebbe essere gentile con il nuovo padrone, diventa lui, insomma. E sì, dei crediti diventa lui, va lui a riscuotere, no? E andando lui a riscuotere potrebbe permettersi di essere gentile con gli amici e inflessibile con la povera gente, e anzi magari a riprendersi per un pozzo di pane le case o qualcosa del genere che sono state date. Quindi Claudio, dalla dinamica che ci hai descritto sulla Banca Etruria e sul Monte dei Paschi siamo passati da una gestione, diciamo così, privatistica ma a livello di partito, a una gestione privatistica a livello di persone, oltretutto, cioè sempre più al vertice. L'impressione è precisamente quella. Tu come al solito sei preciso nelle sintesi. E una cosa però volevo chiederti, perché si lega anche a un altro dei dibattiti di questo periodo qua, no? È stato detto che la riforma appunto del governo fatta con straordinaria urgenza delle banche popolari, coloro che si oppongono e che fanno capo sostanzialmente al mondo cattolico, ma non solo. Devo dire, il quotidiano Avvenire è stato in prima fila nella battaglia contro la riforma delle banche popolari, però ci sono anche altre associazioni, altre articolazioni sui vari territori che non la vedono di buon occhio. L'Asso Popolari, per esempio, che raduna le banche popolari e di credito cooperativo, è contraria e via dicendo. Però è stato detto, insomma, che la riforma delle banche popolari va contro a un modello che ha funzionato, un modello di banca sano, vicino al territorio, vicino appunto alle famiglie, alle piccole e medie imprese, come sono le banche cooperative e le banche popolari. Il caso dell'Etruria, uno potrebbe dire, forse è l'eccezione che conferma la regola, però in ogni caso mi viene da dire, Claudio, voglio la tua opinione su questa, forse allora non è tanto la natura in sé del governo societario di una banca che può essere determinante, perché se in una popolare come è quella dell'Etruria succedono le cose che ci hai raccontato, non è questione, diciamo, fondamentale qual è l'assetto della banca, oppure lo è, perché in ogni caso invece l'imposizione di trasformarsi in una SPA snatura un intero comparto e quindi non ha senso focalizzarsi solo su un singolo caso. Ma dipende secondo me dal peso del bene e del male. Supponiamo che
consideriamo bene la governance delle banche, il sistema di gestione delle banche popolari, pur questo bene diventa male se gestito da un male superiore, che è il modo di gestione del denaro del potere del PD. Vale a dire, in presenza di un tipo di potere così pervasivo, così accaparratore, così predatorio come quello del PD, specialmente qua in Toscana, allora a quel punto anche un sistema che si è rivelato valido, positivo, come quello delle banche popolari, cede, perché il sistema, diciamo così, cooperativo, no? Consente a chi qua ha già il controllo cooperativo di tante persone, di poter automaticamente mettere le mani anche sulle banche. Cioè, sarà un caso che le due banche grosse che sono andate in crisi in Italia sono la Popolare Etruria e il Monte dei Paschi, quindi stiamo parlando di una popolare e di una non popolare, ma che hanno come tratto caratteristico di essere qui in Toscana. Certo, ma il modello in sé, diciamo, del credito cooperativo è un modello che secondo te è buono, è da difendere? Sì, secondo me il sistema di governance delle banche popolari ha fatto bene, e specialmente in questa fase mette al riparo buona parte del sistema bancario italiano da possibilità di essere comprati dagli esteri. Cioè, vale a dire, lo schema Société Générale Maghi che abbiamo descritto prima, se fosse una popolare uno non potrebbe neanche pensarlo. Certo, perché a quel punto uno non è che arriva con soldi esteri e si prende tutto. Perché tu comunque hai un vincolo, il famoso voto capitario, cioè a prescindere dal numero di azioni che tu hai, conti uno in assemblea. Allora, poi Claudio, alla fine capite bene che in tanti, cioè il voto capitario, poi anche come nelle situazioni tipo Etruria, no, e similari, consente quantomeno redenzione. Cioè, se la banca poi dopo viene, nonostante il voto capitario, viene presa da un gruppo o da un gruppetto che comincia a fare gli interessi invece che di tutti, fare gli interessi di pochi, poi dopo anche tanti si svegliano. È più facile cambiare le cose, evidentemente, con quella struttura lì. Due cose volevo chiederti e poi abbiamo la pubblicità e l'ultima parte della trasmissione apriamo anche le linee per chi ci ascolta, per chi vuole intervenire. Le due cose sono queste. Allora, è passato un anno dall'insediamento del governo Renzi. Non mi pare che si siano celebrati. Di solito si fanno i bilanci, si dice il primo anno di governo, eccetera, eccetera. Non mi pare che ci sia stato niente di tutto ciò. Cercando di riassumerlo e facendomi un giro sul sito di Palazzo Chigi, devo dire che sono entrato in un ginepraio di cose, perché che se ne dica, diciamo, chi dice che Renzi è un grandissimo comunicatore probabilmente si riferisce alle battute televisive, perché riassumere, diciamo, l'attività di governo si entra in un ginepraio e non se ne esce più. Per cui la domanda la faccio a te. Secondo te, se dobbiamo tirare una somma di un anno di governo Renzi, quali sono le 2 o 3 cose, o 4 o una, che dal tuo punto di vista possono riassumere questo anno di governo? Prima domanda. La seconda domanda invece ha a che fare con le questioni di questi giorni, cioè l'ennesima indagine, quella sul Ministero delle Infrastrutture, sulle grandi opere, su 25 miliardi di lavori pubblici, dice la Procura di Firenze, tra l'altro, e più in generale sul ruolo di determinati burocrati. Ma quello che mi domando io non è questione adesso del figlio di Lupi, di Incalza e via dicendo. La domanda più generale, perché se uno guarda un po' di numeri, mi pare che si possa dire che in effetti le grandi opere in Italia hanno portato quasi sempre a un aumento enorme della spesa rispetto a quella che era preventivata all'inizio, e anche lì mi sembra di aver visto un meccanismo che, visto da fuori, lascia sconcertati. Cioè, io appalto a quello che si chiama general contractor, cioè colui che si becca l'appalto principale, e poi questo general contractor non è più controllato da nessuno perché si sceglie lui il direttore dei lavori, che dovrebbe garantire il controllo di legalità e anche il controllo dell'opera in generale. In questo modo abbiamo per esempio la tratta dell'alta velocità ferroviaria, la prima, la Torino-Milano-Roma-Napoli, che da 10 miliardi passa a 32 finali. Allora,
tutto nell'arco di 1991-2015, cioè in questi 24 anni si sono mantenute queste caratteristiche nonostante i cambi di maggioranza, il crollo della Prima Repubblica, l'arrivo della finta seconda, l'alternanza centrodestra, centrosinistra e bla bla bla. A me sta roba qua mi ha colpito. Il tuo punto di vista? Allora, la gestione degli appalti è cosa molto complicata, no? Perché in una maniera o nell'altra ogni volta che c'è qualcuno che paga, alla fine si finisce, non si sa perché in Italia si finisce male, ma vorrei dire che in certi casi i disastri vengono fuori anche nei condomini, cioè io penso che tanti di noi avranno l'esperienza di aver dovuto cambiare il tetto del condominio o rifare la facciata, no? Non si capisce come mai si fa un preventivo e poi dopo miracolosamente questo preventivo diventa carta straccia e comincia un incubo, no, di spese aggiuntive e similari, pur essendo un posto dove magari non si mangia, no? come è il caso appunto del condominio di altri lavori. Evidentemente la legislazione è carente, cioè se alla fine diamo la possibilità poi dopo alla ditta portatrice di fare carta straccia del preventivo perché le cose cambiano, allora non ci siamo, cioè tu in teoria dovresti ricevere i tuoi soldi solo ed esclusivamente a stato di avanzamento lavori e non un centesimo di più, no? E se poi dopo a un certo punto cominciano i ritardi, vieni cortesemente spostata e poi dopo ci pensano gli altri. Però, ripeto, non sono un esperto di appalti e così via, quindi faccio fatica a immaginare delle soluzioni che potrebbero essere. No, perché qua mi pare, Claudio, che abbiamo un problema strutturale, no? Nel senso sì, che... ma è evidente che c'è un problema strutturale, c'è sempre la stessa storia da tempo. Nello specifico, invece, per quello che riguarda i fatti che ci sono in gioco, anche qui, guarda caso, si gira intorno alla Toscana, perché è ben vero che questi, cioè noi fino adesso ci siamo scandalizzati per i Rolex di Lupi o di Lupi Junior o simili, ma capite che questa era minuzia, cioè in realtà qui stiamo parlando di lavori di miliardi, no? Che non si sa perché, guarda caso sono in Toscana. È vero che l'appalto era nazionale, non era direttamente riferibile alla regione Toscana, alla città di Firenze, ma è bensì vero che a quanto pare nella regione Toscana, nella città di Firenze, pur in presenza di un lavoro estremamente impattante per il proprio territorio, perché stiamo parlando di un tunnel che sta venendo scavato sotto la città che attraversa l'intera regione, non hanno mai controllato. Anzi, c'erano dei funzionari della regione che dovevano controllare queste cose, sono stati allontanati in malo modo, ecco, diciamo così, abbastanza in fretta e non rimpiazzati. Questi ci sono state anche lì delle interrogazioni da parte di quel poco di opposizione che c'è qua in regione Toscana, ma non ci sono mai state delle risposte convincenti di perché proprio queste persone vengono allontanate. Claudio, aggiungerei anche la pubblicità. Okay. Oh! Ci
Poi sentiamo anche le telefonate di chi ci segue. Tra pochissimo apriamo le linee 02 66 20 35 29. Anche da parte della regione o di chi doveva controllare rispetto all'alta velocità, al sottoattraversamento della città, il nodo insomma che è scoppiato con l'indagine della Procura di Firenze, che ha portato a questa inchiesta, maxi inchiesta, che ha preso poi una piega nazionale sul Ministero delle Infrastrutture, che però è partito da lì, dall'alta velocità a Firenze. Anche la regione ha le sue colpe, stavi dicendo. Sì, sono convinto che alla fine il non aver controllato o non aver quantomeno neanche provato a controllare, perché magari certe cose possono arrivarci soltanto ai magistrati, però è curioso, tanto per dire, qui la regione non è che mancasse il personale o similari, la regione toscana ha 10 dirigenti per la coesione, cioè in buona sostanza per vedere che gli immigrati o i Rom così stiano bene, 10 dirigenti pagati più di 100.000 euro all'anno, non so, magari provare a fare meno coesione con i Rom, mettere qualche persona in più a controllare cosa succede se mi tirano un tunnel sotto mezza mia regione o sotto il mio capoluogo. Secondo me probabilmente è una politica migliore, quantomeno un modo migliore di spendere denaro pubblico. Per quello che riguarda invece il bilancio, sì. Il bilancio del governo Renzi, il bilancio del governo Renzi fino adesso è un disastro, ma poi lui si accampa dei risultati assolutamente incredibili. Cioè, ieri c'era un tweet di Renzi dove dice grazie al semestre italiano l'euro è più basso sul dollaro, no, o altre cose assolutamente inverosimili, come se l'euro fosse più basso sul dollaro per Renzi, cioè oltretutto senza capire che questo euro è più basso sul dollaro. A proposito, improvvisamente la svalutazione è diventata positiva, così incidentalmente rileviamo. Dopo che sono 4 anni che ci prendiamo dei fischi, degli sputi e così via, perché se la moneta svaluta, allora a quel punto svaluta anche il PIL, si riduce, l'inflazione schizza, le cariole, no? E tutte queste cazzate che metto su tutto quello che invece noi dicevamo da anni e anni e anni, improvvisamente sono diventate giuste, la svalutazione è cosa buona, va bene. In questo momento l'euro ha svalutato del 30%, il PIL non è sceso del 30% e quindi evidentemente o dobbiamo riscrivere libri e dati o il signor De Micheli, sottosegretario all'economia, non capisce. Quindi è più probabile questa seconda versione. Non c'è stata inflazione del 30% e quindi 3/4 di tutti questi professoroni che ogni tanto non so, evidentemente avevano già preso l'abilitazione con qualche concorso al stile PD, o mentivano oppure devono rivedere le loro convinzioni, e secondo me è più probabile la prima, perché evidentemente non mi risulta che in giro ci sia questa fortissima inflazione o adesso che si vada in giro con le cariole per fare la spesa. E il risultato però è che quando Renzi è entrato in carica, le previsioni di tutti, basta andare a riguardarseli sui giornali e basta andare a riprendere le parole del ministro Padoan stesso, quando Renzi è entrato in carica il 2014 era previsto chiudersi con un più 1% di PIL. Quindi a parità di condizioni, quindi tutte le previsioni indicavano per il 2014 per l'Italia più 1% di PIL. Arriva Renzi, ha le sue brillanti politiche e dopo l'arrivo delle politiche di Renzi, in presenza di contesto internazionale favorevole, non dimentichiamo, perché non è che poi dopo, queste erano le previsioni, poi dopo sono successi degli sconquassi internazionali e quindi poi uno non poteva prevederle più adeguate, c'è stato lo tsunami, no. In presenza di un contesto estremamente favorevole, il consuntivo 2014 è meno 0,5. Quindi significa che da più 1, quindi da forte crescita, o quantomeno da inizio di crescita, si è passati a recessione. E qualcuno deve pur prendersi le responsabilità di questa cosa. Perché se le condizioni erano tali per cui a parità di situazione si sarebbe dovuta avere una crescita e invece si è avuta una recessione, evidentemente qualcuno sta sbagliando. Ma è così.
anni e anni, e non si vuole ancora ammettere, ogni volta si è sempre più arroganti. E è questo che mi fa diventare matto, perché passa il tempo, si smentiscono le loro stesse previsioni, è sempre peggio rispetto a quello che dicevano, ma ciò nonostante è sempre una figata, la ripresa dietro l'angolo, in fondo al tunnel, e così via. E nessuno prende mai responsabilità. Allora, 2 telefonate. Io intanto però devo dare una notizia, siccome abbiamo parlato e ne torneremo a parlare, come ho già detto, di quote latte, di uno scandalo incredibile. A Grisignano, in quel di Vicenza, poche ore fa si è ucciso nella sua stalla Franco Slaviero, era stato tra i fondatori del movimento contro le quote latte, si è tolto la vita, si è impiccato dopo aver ricevuto una cartella esattoriale, aveva 47 anni, si è impiccato all'interno della sua azienda agricola, è stato scoperto dall'anziana madre, si era ucciso nella stalla, non ha lasciato alcun biglietto. E appunto la situazione dell'azienda agricola, già difficile, era stata complicata negli ultimi giorni con l'arrivo di una cartella esattoriale che chiedeva il pagamento delle quote latte con interessi aggiornati al 31 dicembre del 2014. Avrebbe dovuto pagare una delle cartelle più salate dell'intera provincia, e questa notizia fa veramente tanto male, oltre che per l'uomo, la persona, anche perché dietro c'è una storia, quella delle quote latte, che fa schifo e che abbiamo ricostruito con 2 allevatori qualche settimana fa qui in trasmissione e che torneremo ad affrontare, perché è uno scandalo vergognoso, una delle cose più schifose che mi è capitato di esaminare in tanti anni di attività, e veramente mi lascia senza parole, pieno di orrore la questione delle quote in latte in sé e gli effetti terrificanti che queste cose producono su persone che rimangono in vita lavorando con difficoltà e sono oberate di problemi enormi e di preoccupazioni e di stress incredibili, oppure decidono di lasciar perdere tutto e si ammazzano, perché non è il primo caso. Sono 2 telefonate. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Signor Borghi. Senta, io penso che tutta questa storia qui, nessuno ne parla, arriva di questo fallimento, diciamo, dello Stato italiano, di come stanno andando le cose, viene da lontano, da tanto tempo. Quando abbiamo visto nel passato con quale leggerezza hanno gestito pensioni, hanno gestito vitalizi, hanno gestito degli stipendi che basta vedere, mi sembra che l'ultimo dei segretari comunali guadagna quasi come presidente degli Stati Uniti, e da lì in su, e poi tutte quelle cariche sia di burocrati che di posizioni che sono messe lì politicamente, cioè tutto questo nessuno ne ha colpa. Adesso la stessa cosa sta succedendo col discorso dell'immigrazione, cioè tutti si voltano e sembra che tutto questo sia accessibile, sia giusto farlo, sia praticamente una cosa normale, perché sembra quasi che ce la facciamo. Quando poi sento che ci sono 1000 italiani disoccupati al giorno che vanno a ingrossare le file delle disoccupazioni, e questi si danno diciamo da fare con dei numeri 0,1, 0,2 che sembra che cambi il mondo, che poi andiamo a vedere alla fine sono persone che hanno lavori a tempo determinato e anche per brevi periodi. Però di tutto questo nessuno è responsabile. Io mi chiedo se la Lega riuscirà ad arrivare dove deve arrivare, se riesce a fare il terza pulita di tutti questi burocrati, perché sono quelli che hanno messo in croce. E dopo uno dice ma a morte gli evasori, ma quelli lì per potersi difendere, se uno vede che i soldi sono spesi male, sono gestiti male, quando si fanno le leggi per loro, praticamente le eccezioni per loro, le leggi per gli altri, e se fanno qualcosa di illegale lo rendono legale, cioè dove andiamo a finire? Bene, brevità, mi raccomando. L'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Ferdinando, telefono dalla provincia di Verona. Innanzitutto, guarda, mi dispiace per quelli dell'agricoltore lì, guarda, sono nervoso intorno che solamente io vorrei essere un boia per fare l'esecuzione per questi assassini che hanno sottoscritto questi trattati. E non sarei neanche capace di ammazzare una mosca, ma per sti starchi, guardi, veramente sarei in grado. Detto questo, io volevo chiedere al dottor Borghi, non sento più parlare del fiscal compact, del rientro del debito pubblico in cui si parlava di 50-60 miliardi all'anno, una roba insostenibile. Si fa o non si fa? Grazie. Grazie a lei. Ancora una terza telefonata e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto?
sono Gianni di Genova. Ciao Giulio. Ciao Gianni. Abbi pazienza, ma ho sentito questa notizia dell'elevatore che si è ucciso, è una cosa veramente vergognosa. E quando si va in televisione, vorrei dire anche agli onorevoli della Lega, che recentemente, per esempio, la Moretti ha tirato fuori nel Veneto che i produttori del latte devono pagare le quote, questo o quell'altro. Tirarlo fuori il discorso del colonnello Mantile, di quell'Aprosio che era il capo di gabinetto che è stato arrestato, del dottor Cerquaglia, quello dell'algoritmo. Bisogna tirarle fuori queste cose e denunciarle, anche fare una mozione di sfiducia nei confronti di quel ministro Martina che aveva detto a Salvini che si doveva presentare a Roma con la felpa e chiedere scusa sulle quote latte, che è una cosa vergognosa. Bene. Ti saluto. Claudio. Allora, sulle quote latte io sono stato uno dei pochi a scrivere, probabilmente voi, mi ricordo all'epoca avevate letto anche sì, il mio articolo, quello dove si era accertato che in realtà c'erano degli errori di calcolo, no? E quindi esatto, quello che commentavi la sentenza del GIP di Roma, la Proto, no? Esatto, e quindi si stava parlando di nulla. Oltretutto c'è una questione di base, che le quote latte non dovrebbero esistere, perché non esistono le quote macchine per la Germania, non esistono niente di niente per qualsiasi cosa che riguarda quello che producono gli altri. Invece, guarda caso, noi ci ritroviamo le quote latte. Quindi anche le quote latte, capite bene che è uno dei frutti avvelenati di questa Europa criminale che sta continuando a mietere vittime da diverse parti. E il povero allevatore, veramente anche a me ha messo una grande rabbia questa notizia, è uno di una lunga serie di croci. No, poi Claudio, c'è una cosa... Le quote latte arrivano dall'Europa, no. Cioè non vorrei che uno pensasse che le quote latte ce le siamo automesse noi. Cioè, non volevo interromperti, Claudio, però c'è una cosa che a me risulta particolarmente insostenibile in quella vicenda qui. Io ho letto all'epoca già, e poi l'ho ripreso in questi giorni, il tuo articolo, giustamente perché c'è una questione generale, strutturale, ma nel caso italiano poi noi abbiamo le prove che questa storia delle quote latte non è mai quadrata fin dall'inizio, fin dal momento in cui si doveva applicare il regime europeo, pur sbagliato, pur contestabile e via dicendo. Quindi ne abbiamo le prove in conversazioni, appunto, citava prima l'ascoltatore, fra un carabiniere che indaga, che va per conto del ministro a indagare, e il responsabile numero 1 del Ministero dell'Agricoltura e dell'Agea. Quindi lo dice chiaramente, queste cose qua sono fasulle fin dall'inizio. Abbiamo audizioni secretate di alti dirigenti del Ministero dell'Agricoltura che diventeranno ministri col governo Prodi perché non si possono rendere pubbliche le verità. Ma di che cosa stiamo parlando? Cartelle esattoriali, ma sai cosa vuol dire? Cioè, per uno che lavora, naturalmente lo sappiamo, è una domanda retorica, però per uno che lavora normalmente, onestamente, eccetera, arrivargli sulla testa una cartella esattoriale magari da 1 milione, da 500.000 euro, da 2 milioni, ma uno diventa matto, capito? Davanti poi a una cosa che è palesemente falsa, ma lo dicono loro, cioè quelli che la comandavano e che la guidavano e che stanno al ministero. È assurdo. Ma poi stiamo parlando di uno che faceva il suo lavoro. Cioè, qui passiamo i giorni a vedere gente che ruba, no? Da una parte, dall'altra e se la cava coi buffetti, poi alla fine scappano impuniti e così via. E qui stiamo parlando di uno che faceva il suo lavoro. E si deve impiccare. Ma dico, ma che mondo siamo? E quindi raggancio quello che diceva il primo interlocutore. Dice, altro che piazza pulita deve fare la Lega quando arriva al governo. Bisogna usare, come dico spesso, la calce, perché il sistema non è riformabile cambiando una virgola, un comma, una legge. Bisogna prima azzerare tutto, ma azzerarlo. E questo è stato probabilmente uno degli errori fatti in passato, quello che ci rende difficile adesso però dover fare tante alleanze, tante ammucchiate, no, con 50 persone, perché una volta anche che si vince, qui bisogna azzerare tutto, non si può andare a fare virgole così via, bisogna azzerare tutto, con le buone o con le cattive, perché a questo punto il sistema veramente è talmente inemergente, è talmente messo male che non è riformabile con le buone. Per cui no, la Lega azzererà tutto, non vi preoccupate. Me ne prenderò personalmente cura che verrà fatta questa cosa. Ripeto,
quelle buone o con le cattive, perché purtroppo la situazione è in emergenza e capite bene che in emergenza non si possono usare i guanti bianchi. Allora, scusami, prego Claudio, abbiamo 2 telefonate. No, ma c'era forse la seconda domanda, ma non me la ricordo. Il Fiscal Compact. Ah sì, ecco, il Fiscal Compact, come dicevo io da sempre, entra in vigore nel 2016, quindi preparati per noi, quindi preparatevi perché poi dopo arriva anche quello. Allora, 2 telefonate in attesa, 02 66 20 35 29, e poi io proprio prima di chiudere voglio sentire uno dei 2 allevatori che ho citato prima, che sono stati i nostri ospiti, Paolo Brigatti, che sentiremo in chiusura perché io credo che partecipava anche alla riunione. C'è stata ieri sera, prima che questo allevatore si ammazzasse, c'è stata una riunione del comitato del COSPA, dei produttori di latte. 2 telefonate le passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, cerco di essere veloce. Borghi, volevo chiedere se è solamente una mia fantasia, ma il quantitative easing è qualcosa per cui chi aveva le informazioni prima ha potuto vendere magari moneta europea, per tutte quelle cose lì, e poi fare il giochetto di ricomprarsi i titoli che vengono riabbassati, tutte queste belle cose qui. È possibile che chi aveva questa informazione ha guadagnato un mucchio di soldi, visto che dollaro e euro c'è un cambio quasi in 3 mesi del 30% in meno? Grazie, ciao. Bene, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Giulio, sono Giovanni Giuseppe di Varese. Sì. Anch'io vorrei, il tema delle quote latte, no? Mi sembra una cosa assurda, come hai detto tu giustamente, Giulio. Come si fa? Un contadino come fa a regolare, una mucca deve produrre 40-50 litri, non di più. Se uno produce qualcosa di più, cosa fa? Lo evolve in beneficenza, come era prima, no? Adesso con tutte quelle regole europee, mi sembra una cosa pazzesca anche a me. Queste morti sono... Ma poi c'è stata anche un'applicazione all'italiana di questa roba qua, perché lo saniamo dopo, faccio l'anticipo, poi poi compensiamo, un casino. Ma lo dicono loro per primi che non c'era niente di fondato in questo regime qua, per cui tu non mi puoi chiedere dei soldi se tu per primo che dovevi controllare mi dici che non c'è niente che quadra fin dall'inizio. Stati zitto per dignità e mi pubblichi le parti segretarie. Ma perché devo ancora avere gli atti di indagine della commissione Lecca del 97 secretati? Ma è assurdo o no? Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Ciao, sono Luigi Dottorino, sono io? Prego. Scusami, senti una cosa, c'era l'ascoltatore di prima che diceva sempre quando andiamo in qualche talk show, in qualche trasmissione, denunciare queste cose. Ecco, l'unica difesa che hanno questi altri signori è dire sempre la parola demagogia. Ecco, quando qualcuno del genere dice ancora demagogia, alzare di più la voce, perché comunque questa è verità vera. Questi qua gli dà fastidio sentire la verità vera, quindi quando dicono demagogia, debelliamo sta parola, facciamogli dire le cose come sono. Sono veramente arrabbiato. Ciao. Bene, Claudio, prego. Sì, ma piacerebbe mandarvi qualche volta nel talk show a provare, perché non so se qualcuno ha visto il capitano Salvini a 8:30, la trasmissione della Gruber qualche giorno fa, dove c'era la Gruber e la Mieli che hanno passato 3/4 della puntata a rompergli i coglioni sul bel sito, sulle solite cose. E giustamente a un certo punto Salvini ha detto: ma se ci fosse qua Renzi, ma voi passate 3/4 della puntata a chiedergli del Monte dei Paschi, a chiedergli delle Etrurie, a chiedergli di serate di questo tipo, oppure ma cosa ha fatto, ma come ritiene, ma come sono i suoi rapporti con i partner internazionali, ma come descriverebbe la qualità della sua squadra, no? E così via. Quindi purtroppo quando anche andiamo nel talk show di solito c'è sempre una specie di plotone di esecuzione di ospiti e conduttori nei confronti di noi. È giusto perché insomma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine che ne veniamo fuori bene di solito, ma altrimenti non è mica così semplice prendere e dire gestiamo le cose di torso. Per quello che riguarda invece quantitative easing e vedere che qualcuno lo sapeva prima, sì, qualcuno lo sapeva prima, ma non tanto per l'euro-dollaro, che secondo me ha preso di sorpresa molti e credo che indichi una possibile futura patologia
nominale a euro, in realtà ulteriore rispetto a quelle che già ci sono. Quelli che la sapevano prima del discorso del contestivismo erano nient'altro che le banche. Vale a dire, le banche che hanno comprato 3 anni fa, lo sapevano da 3 anni, hanno comprato 3 anni fa i titoli di Stato a prezzo basso, guarda caso con dei prestiti triennali all'1%, vi ricordate, no? Che facevano i prestiti all'1% la Banca Centrale Europea a scadenza 3 anni, e alla fine dei 3 anni guarda caso, alla fine dei 3 anni di prestito, invece di rivolere indietro i soldi, la Banca Centrale si prende i titoli. Quindi sono state le banche private che hanno fatto una delle più grandi speculazioni della storia, e diciamo, il loro rappresentante della loro lobby, vale a dire Draghi, è quello che ha tirato le tira di questa speculazione. Hanno fatto soldi loro. Adesso, prima di chiudere, prima di salutarci, io ho fatto chiamare Paolo Brigatti, che è stato nostro ospite in occasione della trasmissione sulle quote latte insieme ad un altro allevatore, Alessio Crippa, perché volevo sentire da lui come sono andate le cose fra mercoledì pomeriggio e oggi, perché Franco Slaviero, l'allevatore vicentino di Grisignano, si è impiccato nella sua azienda agricola mercoledì pomeriggio. Paolo Brigatti dovrebbe essere in collegamento con noi. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Brigatti. Allora, io non credo che ci sia da parte mia niente da dire in più, però è un fatto che diciamo... è l'ennesimo sangue versato che macchia il bianco del latte italiano, e le responsabilità sono tutte di chi ci governa e di... Lei conosceva Franco Slaviero, l'uomo che si è tolto la vita? Sì, ci vedevamo alle riunioni e ai coordinamenti. Martedì loro avevano una riunione a Vicenza, noi ne abbiamo fatta una a Mantova, è una a Brescia, io ero a Brescia, però eravamo in contatto perché stavamo mettendo giù una strategia comune per far fronte alle cartelle esattoriali che ci sono arrivate proprio in un'ondata massiccia tramite PEC, posta elettronica certificata. Sì. Nella giornata proprio dal martedì mattino al mercoledì notte è arrivata su 1440 cartelle ne sono arrivate il 70%. Allora, adesso da aprile il regime delle quote latte non c'è più. Sì, esatto, doveva durare 3 anni, a partire dall'84 arrivare fino all'87, è durato fino al 2020. Ma questo diluvio di cartelle, Brigatti, ha a che fare col fatto che si chiude l'epoca delle quote latte e arrivano a bussare... Ha a che fare con la procedura di infrazione più volte minacciata dalla Comunità Europea, perché l'Italia non è riuscita a riscuotere dagli allevatori le multe. Il nostro Stato omette di dire che le multe non vengono riscosse perché ci sono dei provvedimenti giudiziari che tutelano le aziende agricole, e la Corte Europea continua a sollecitare questa riscossione. E c'è stata proprio una presa di posizione, una forzatura da parte del Ministero nel mandare fuori queste cartelle quando ci sono indagini in corso. No, veramente c'è una richiesta di archiviazione delle indagini in corso, che già nelle motivazioni della richiesta c'è certificato che l'Italia non l'ha mai splafonato. Se avremo occasione di fare una trasmissione poi vi farò ne parleremo, certo, tutti i documenti. La cosa che veramente fa male è che in questo momento l'unica cosa certa sono i 70 milioni di euro che lo Stato italiano deve pagare alla Comunità Europea perché ha omesso i controlli nel settore quote latte, sentenza della Corte di Giustizia Europea, e che dice che non facendo questi controlli non c'è certezza nei dati, né in più né in meno sulle produzioni, praticamente certificano quello che diciamo noi, quello che dicono i carabinieri. Questo è la Comunità Europea. L'Italia deve pagare questi 70 milioni, questo è certo. Le multe invece sono fortemente in discussione dalle indagini dei carabinieri. L'altra cosa certa sono i miei colleghi che mese per mese andiamo a seppellire nei camposanti, e questa cosa deve finire, Brigatti, in un modo o nell'altro deve finire. Brigatti, io l'ho chiamata solo così per pochi minuti, però è chiaro che faremo una trasmissione a parte, diciamo, per proseguire il discorso che abbiamo fatto. Le chiedo soltanto, da un punto di vista di numeri, a quanta gente sono arrivate le cartelle esattoriali? 1440 aziende, la maggior parte qua in pianura padana, perché si fa l'80% del latte. Comunque ieri mi hanno chiamato colleghi delle Puglie con cartelle milionarie perché
come ho detto e ripeto, continuo a ripetere, ovunque c'è pianura si è sviluppata la zootecnia, che è proprio la sintesi massima del coniugare il lavoro dei campi con l'allevamento, cioè si trasforma le proteine vegetali, la fotosintesi si trasforma in proteine nobili, carne e latte. Ovunque c'è pianura ci sono le multe del latte in Italia. Brigatti, noi ci sentiamo con calma, intanto io la ringrazio. Non sono neanche nelle condizioni di parlare perché sono troppo arrabbiato. La posso capire. Ci risentiremo per la trasmissione. Grazie dello spazio che è in Arca, grazie. Ma ci mancherebbe altro. Claudio, per chiudere, se vuoi aggiungere qualcosa, perché a me sta roba qua mi sta proprio qui. Vabbè, ma sta qui anche me, perché diciamo è una fotografia pazzesca del delirio in cui noi ci siamo dati a cacciare. Ci arriva un provvedimento, un regolamento assurdo, l'Italia invece di rispedirlo al mittente subito all'inizio fa finta di accettarlo, poi dopo per delle sue responsabilità sbaglia totalmente l'applicazione e alla fine non paga mai nessuno, salvo le persone che hanno lavorato. Cioè, non so, è una cosa che sfida la logica, che sfida il buon senso, che sfida... ma veramente insomma, sono assolutamente indignato e purtroppo in questo caso vedrete che i danni poi andranno a riverberarsi molto oltre, perché se la gente a un certo punto riceve una cartella esattoriale e chiude, le possibilità poi possono essere due: o il suo posto viene preso da qualche multinazionale, e anche qui in Toscana per esempio gli allevatori sono molto preoccupati perché la Mucchilatte, sì, che è un'azienda gioiello della produzione del latte in Toscana, che riusciva persino a dare un marchio specifico di qualità a una singola area, cioè un latte champagne, no? Chiamiamolo, no? Che è quello del Mugello. E adesso chissà come mai i comuni la stanno vendendo, chissà come mai c'è interesse di aziende estere, e prima ci si mette in ginocchio, poi dopo arriva l'azienda estera e farà lui tutto quello che crede che preferisce, e basta, anche basta. Claudio, noi dobbiamo salutarci qui. Io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, buon lavoro e buon viaggio, visto che sei in viaggio anche per la campagna elettorale. Grazie Claudio, a presto, alla settimana prossima. Sto guardando la cupola del Brunelleschi e vi assicuro che è una meraviglia. Ci si rifà gli occhi. Venite qua in Toscana di più, non andate all'estero a fare dei giri a vedere porcherie, venite qua in Toscana prima che i compagni la distrugano. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Usa la tua carta You & Any, hai fino a